L'incontro di ieri in Regione sancisce il fatto della chiusura della LICUM. Noi come parte sindacale siamo stati molto risoluti sul fatto che secondo noi sono necessari i minimi di legge, quindi una cassa integrazione più lunga dei soli 3 mesi che attualmente propone l'azienda e una minima incentivazione all'esodo. Se da un lato l'incontro in Regione ha confermato l'epilogo, dall'altro almeno le posizioni sembrano chiare e su questo si concentra ora la trattativa. 97 i lavoratori in ballo tra Oderzo e Ponte di Piave che si occupano di lavorazioni su materie plastiche con le parti sociali che guardano al fondo tedesco Accursia Capital, proprietario dell'impresa fino al 30 luglio scorso, data in cui l'ICUM è stata ceduta alla neocostituita società rumena Fast Effective Solution. Siamo in attesa venerdì prossimo dell'incontro, nel frattempo i lavoratori continueranno con la fase di mobilitazione fino a venerdì che ci vediamo in Regione. Auspichiamo che il fondo Accursia dia i soldi all'azienda. Per una crisi aperta ce n'è un'altra che sembra andare in archivio, è quella di Berco, l'azienda castellana che con i suoi 145 dipendenti ha vissuto mesi difficilissimi. Ospite a Castelfranco Veneto, dove prima ha incontrato l'amministrazione e poi inaugurato la nuova sede di Fratelli d'Italia, il ministro Adolfo Urso ha confermato i piani dell'esecutivo. In tal caso siamo in contatto con aziende importanti e significative come Leonardo e non solo, una diversificazione produttiva che possa rivolgersi a quello che è naturalmente un comparto in crescita, che è l'industria della difesa. Urso, che nelle ore successive a Padova è tornato sulla crisi profonda dell'automotive, in particolare sul passaggio di Iveco a Tata Motors, gigante indiano, una rivoluzione per il comparto che potrebbe avere ripercussioni su tutta la filiera, anche a nord-est. In questo caso ho già detto che noi, a differenza loro, eserciteremo il diritto e il dovere della Golden Power per garantire che gli investimenti continui nel nostro Paese e che ci sia un piano industriale assertivo e volitivo che garantisca anche gli occupati.